Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Catania ha arrestato un 22enne nipote del boss Turi Cappello per la sparatoria di febbraio a San Cristoforo in cui rimase ferito un uomo che non era il vero obiettivo dell'agguato. Non si fermano le spaccate a Gela, stavolta presa di mira dai rapinatori una trattoria del centro. A Racalmuto, nell'Agrigentino, assaltata con un escavatore una gioielleria del centro. Ancora intimidazioni a Sferracavallo, nel borgo marinaro palermitano, lasciate bottiglie con liquido infiammabile davanti gli ingressi di 3 attività commerciali. In scadenza la convenzione tra il Bambino Gesù di Roma e il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, aprendo un futuro incerto per una struttura d'eccellenza. La Regione promette continuità assistenziale, ma resta il nodo del personale specializzato e della nuova rete ospedaliera. Catania boom di contrassegni per disabili, mentre aumentano i controlli sui casi di uso improprio. La Polizia Municipale segnala irregolarità e ritiri di pass tra mancata restituzione e possibili reati. La Sicilia, protagonista i David di Donatello. Aurora Rori Quattrocchi vince come migliore attrice per Gioia Mia, che conquista anche il premio per il migliore esordio alla regia con Margherita Spampinato. Riconoscimento anche allo scenografo Andrea Castorina per Le città di pianura. Calcio test a Veronello oggi per il Catania nell'amichevole delle 17 contro l'Inter Under 23, sorteggiato il primo turno dei play-off. Serie B, vigilia di campionato per il Palermo, impegnato domani sul campo del Venezia, già promosso in Serie A. I rosanero puntano a chiudere al meglio la regular season in attesa dei play-off. Bentrovati subito a Catania per la sparatoria di febbraio davanti a un negozio di barbiere. Arrestato il nipote 22enne del boss mafioso Turi Cappello. Gli spari avevano ferito un pregiudicato ai domiciliari, ma non era lui l'obiettivo. Desiree Ferlito. Si cambia completamente look dopo la sparatoria, convinto forse di sfuggire alle telecamere e agli investigatori. Ma proprio quel dettaglio, insieme a intercettazioni e alle immagini di videosorveglianza, avrebbe contribuito a incastrare Rosario Litteri, 22 anni, nipote dello storico boss Salvatore Cappello. Per la polizia è lui ad aver sparato in pieno giorno davanti a una barberia a San Cristoforo ad un uomo, ferendolo alla gamba, ma sbagliando bersaglio. L'uomo colpito non era il vero obiettivo. Litteri avrebbe voluto colpire un'altra persona che frequentava la barberia. A distanza di mesi la squadra mobile di Catania chiude il cerchio attorno al giovane, arrestato dalla Polizia di Stato. Le accuse contestate sono porto illegale, detenzione di arma in luogo pubblico e lesioni personali aggravate. L'episodio risale al 10 febbraio scorso, davanti un salone da barba del quartiere San Cristoforo, dove un uomo è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla gamba sinistra. La vittima, che si trovava agli arresti domiciliari ma aveva un permesso per svolgere attività proprio nella barberia, si è presentato in ospedale con una grave ferita alla tibia, giudicata guaribile in 30 giorni. Le indagini sono partite proprio dalla segnalazione dei sanitari. Fondamentali per gli investigatori le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le intercettazioni e il ritrovamento dello scooter dell'indagato abbandonato sul luogo della sparatoria. Rosario Litteri ora è nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Adesso a Gela, ancora raid, nel giro di pochi minuti, pensate 3 tentativi di spaccata in pieno centro storico, uno andato a segno, sempre lo stesso uomo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre agisce armato di tenaglia e coltello e intanto cresce la tensione tra i commercianti. Gerry Italia. Immagini di videosorveglianza, vetri infranti, sangue lasciato sulle maniglie e sui frammenti delle vetrate e ancora una notte di paura nel centro storico di Gela, dove i commercianti ormai parlano apertamente di emergenza sicurezza. Il protagonista dell'ennesima spaccata sarebbe lo stesso soggetto, volto coperto da un berrettino da baseball, una tenaglia in mano e un coltello. Il raid comincia con un primo tentativo di intrusione dal retro di un pub-ristorante del centro storico, il Bite. L'uomo prova a forzare il magazzino, ma non riesce ad entrare. Pochi minuti dopo si sposta verso una pizzeria distante appena qualche decina di metri
metri. Le telecamere lo riprendono mentre colpisce violentemente la vetrata d'ingresso nel tentativo di sfondarla. Durante l'azione si ferisce, perde sangue sulla maniglia e sul vetro. L'arrivo di alcune auto lo costringe a fuggire. Ma il raid non finisce lì. Dopo pochi minuti il malvivente ritorna al Byte. Questa volta riesce a sfondare il vetro principale. Entra nel locale e porta via il cassetto della cassa con poche centinaia di euro. Poi sparisce nei vicoli vicini. Il registratore di cassa viene ritrovato poco dopo dai carabinieri in un cortile della zona. Anche qui ci sono tracce ematiche che potrebbero aiutare gli investigatori a identificare il responsabile. Per i commercianti è ormai una situazione insostenibile. Questo sarebbe il 14° episodio in poco più di 2 mesi, il quinto nelle ultime 72 ore. Praticamente la notte possono fare quello che vogliono. Non è un segnale bello, nel senso, ci servirebbe una risposta seria dell'istituzione, da noi, da commercianti, facciamo qualcosa di serio, perché stiamo creando un allarme sociale, stiamo ripiambando in periodi bui. Gela la vogliamo fare crescere, questi messaggi non aiutano. I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere e le tracce di sangue lasciate dal responsabile durante i raid, ma nel centro storico, dopo l'ennesima spaccata, la paura ormai lascia spazio all'esasperazione. E c'è stata paura anche nell'Agrigentino, a Racalmuto, per l'assalto a una gioielleria in corso Garibaldi. Una banda ha usato un escavatore e ha sfondato l'ingresso blindato del negozio dopo aver transennato alcune vie per simulare dei lavori in corso. Sentiamo Davide Sardo. Assalto nella notte a una gioielleria di corso Garibaldi a Racalmuto nell'Agrigentino. Una banda di malviventi ha utilizzato un escavatore per sfondare l'ingresso blindato dell'attività commerciale e riuscire a entrare nei locali. Un'azione violenta e fulminea che ha svegliato i residenti della zona. Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori avrebbero anche transennato alcune vie di accesso alla gioielleria per fare credere che fossero in corso dei lavori, riuscendo così ad agire senza destare sospetti. Dopo aver abbattuto Saracinesca ingresso è scattato l'allarme. I malviventi hanno arraffato gioielli preziosi lasciando però intatta la cassaforte. Ingenti i danni provocati alla struttura durante il colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e stanno visionando le telecamere della zona per risalire ai responsabili. Il comando sarebbe poi fuggito subito dopo il raid. Cresce intanto la preoccupazione tra commercianti e cittadini per l'aumento di furti e assalti con modalità sempre più aggressive. Tensione tra Sferracavallo e Tommaso Natale, dove continua la recrudescenza della nuova mafia. Bottiglie piene di liquido infiammabile nella notte sono infatti state piazzate davanti a 3 esercizi commerciali. Una chiara intimidazione che prelude alla richiesta di pizzo. Manlio Viola. Non più colpi di mitra, ma intimidazioni ben chiare lo stesso, anzi forse ancora più chiare e facilmente ricollegabili ad un'imminente richiesta di pizzo. Cresce la paura a Sferracavallo. Nella notte una nuova ondata di avvertimenti in classico stile mafioso sono stati portati a termine ai danni di 2 esercizi commerciali molto noti e molto centrali proprio a Sferracavallo e di un terzo esercizio nella vicina Tommaso Natale. Si tratta della pizzeria Sunset e del bar pasticceria Sweet Life. Quest'ultimo sorge proprio di fronte alla chiesa del quartiere, in piena area di passaggio. Poco distante altra intimidazione alla pizzeria Ulisse di Tommaso Natale. Davanti all'ingresso delle attività questa mattina i titolari hanno trovato bottiglie piene di liquido infiammabile. A denunciare il ritrovamento sono stati gli stessi titolari, estremamente allarmati da questa escalation. Il primo ritrovamento è avvenuto alle 4 del mattino, è stato il pasticcere del bar a trovare le bottiglie quando stava aprendo il laboratorio. Nessun messaggio accompagnava il ritrovamento della bottiglia, ma l'allarme è cresciuto nell'intera borgata più tardi, quando i titolari della pizzeria Sunset hanno trovato a loro volta la bottiglia davanti all'ingresso ed è esploso in tarda mattina con il terzo episodio. Non è la prima volta che succede. A novembre dello scorso anno bottiglie con benzina erano state lasciate davanti a 5 esercizi commerciali, accompagnate in quel caso da un biglietto con su scritto 5.000 euro. In quel caso nel mirino erano finiti il bar del Golfo, la trattoria Temptation, i ristoranti Grecale e il Delfino, un tabaccaio e una vicina attività, anche in quel caso nel quartiere limitrofo di Tommaso Natale. Ad aprile invece i colpi di mitra contro il ristorante Brigantino, ma senza nessuna richiesta estorsiva. A Siracusa un operaio ha rincorso in strada un conoscente colpendolo ripetutamente con una accetta e ferendolo al busto e alle braccia. L'aggressore è fuggito ma si è consegnato pochi minuti dopo. All'origine della violenza debiti non saldati dalla vittima, che fortunatamente non è in pericolo di vita.
E sempre a Siracusa, arrestato un uomo per detenzione illegale di arma da fuoco e denunciato per ricettazione e spaccio. Nella sua abitazione la polizia ha sequestrato un fucile con 20 munizioni, una rivoltella, 30 grammi di wax, una resina di cannabis 5 volte più potente dello spinello, soprannominata miele dello sballo. L'uomo è stato posto ai domiciliari. E intanto la Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte sullo Stretto, che ora è legge. I sì sono stati 160 e no 110, 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni dei vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dei percorsi burocratici per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria. Prima di andare al prossimo servizio, una agenzia, più controlli da parte della Guardia Costiera, tempi più celeri per il rilascio delle certificazioni antimafia alle aziende balneari. Sono due delle esigenze manifestate dall'assessore regionale al territorio e all'ambiente Giusi Savarino durante l'audizione dinanzi alla Commissione parlamentare nazionale antimafia che si è svolta questa mattina a Roma. Ma nel corso della convocazione, durata circa un'ora, riferisce proprio l'assessore Savarino, sono stata sentita sulla vicenda di Mondello e della Italo-Belga, ma non solo. Abbiamo illustrato l'iter seguito dalla Regione siciliana che ha portato alla decadenza della concessione, depositando tutti gli atti richiesti. Abbiamo parlato anche delle soluzioni al vaglio. E adesso a Taormina si avvicina la scadenza della convenzione con l'ospedale di Roma, il Bambino Gesù, la convenzione presente da 16 anni nel centro di cardiochirurgia pediatrica. Sale la rabbia dei genitori, dei piccoli pazienti, ma ci sono molti dettagli che sentiamo nel servizio di Giusy Lazzara. 30 giugno 2026 si avvicina la scadenza che ha legato per 16 anni il Bambino Gesù di Roma al centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina. Si interrompe la collaborazione con l'ASP di Messina e sale l'incertezza sul futuro del centro d'eccellenza che in questi anni ha salvato tanti piccoli pazienti cardiopatici. La Regione, tra scandali giudiziari e ritardi, non ha ancora approvato il piano della rete ospedaliera che prevedeva l'aggregazione del reparto con il Policlinico di Catania. Il tempo scorre e la direzione del Bambino Gesù ha inviato una lettera all'ASP di Messina, all'assessorato regionale alla salute, per ribadire che non chiederà il rinnovo della convenzione, limitandosi a garantire una fase di transizione di 3 mesi. Dal canto suo la Regione, con Schifani in testa, dice di voler assicurare continuità assistenziale, tutela dei livelli di cura e mantenimento degli elevati standard sanitari raggiunti nel tempo, anche attraverso il confronto con tutte le istituzioni coinvolte. Nel frattempo aleggia sempre l'affrancamento chiesto dalla Regione, che non è solo un atto burocratico, ma di fatto svuota il centro delle sue competenze principali. Non si arrendono i genitori che tornano a protestare. Chiediamo alla Regione delle risposte chiare e certe per tutelare il diritto alla salute e il diritto alle cure dei nostri figli. La perdita del Bambino Gesù è una perdita purtroppo importantissima. Il futuro dei piccoli pazienti resta appeso a una trattativa politica che ancora una volta peserà ancora sulla salute dei più piccoli. Adesso a Catania i furbetti degli stalli per i disabili, accanto a chi ha veramente diritto ci sono quelli che vogliono avere un parcheggio sotto casa. Le verifiche incrociate dei vigili urbani di Catania sulle banche dati, il comandante dice servono agli invalidi, non ai loro familiari. Lorena Dolci. Un esercito di disabili circola per le nostre strade, gira in auto e poi posteggia, preferibilmente sotto casa. A Catania sono 10.870 i contrassegni per invalidità rilasciati fino ad oggi, i cosiddetti CUDE. A Milano sono 20.000, a Roma si sfiora quota 100.000. Ma accanto a chi ne ha davvero bisogno ci sono tanti furbetti.
La cosa che riscontriamo è che quando vengono meno i requisiti, o perché la persona si trasferisce in un altro comune o perché non è più in vita, non viene comunicato il più delle volte da parte dei familiari. Se i contrassegni danno solo diritto a entrare in ZTL ed altre agevolazioni, c'è poi la corsa allo stallo personalizzato, quello con tanto di numero, cartello e strisce gialle, ma non tutti ne hanno diritto. Il soggetto deve avere una particolare disabilità che deve essere superiore e maggiore rispetto a quella che consente il rilascio del contrassegno. La Polizia Municipale di Catania da alcuni mesi fa delle verifiche incrociate sulle banche dati, in particolare residenze e stato in vita. Su 1800 controlli in 6 mesi, 169 pass sono stati ritirati. Attenzione che l'utilizzo del contrassegno da parte di un soggetto non titolare può configurare anche un'ipotesi di reato, che è quella di sostituzione di persona. Questo è il terzo stallo per disabili che abbiamo trovato in circa 100 metri, qui c'è l'auto posteggiata ma manca il contrassegno. Il pass è personale e ne può fruire soltanto il titolare. La finalità è quella di favorire la mobilità del disabile, non dei familiari del disabile. Aggiudicata la gara per i lavori di riqualificazione di Largo Bordighera a Catania, il progetto da €1 milione punta a trasformare l'area, oggi in parte degradata, in un nuovo spazio pubblico, verde, più accessibile e sostenibile. Previsti nuovi alberi, aree giochi e fitness, spazi per la socialità, oltre a un sistema di illuminazione a basso consumo e impianti di irrigazione efficienti. I lavori partiranno tra circa un mese. E noi restiamo a Catania dopo il nostro servizio denuncia che mostrava le condizioni di degrado della nuova piazza realizzata dove sorgeva l'ex ospedale Santa Marta, intitolata Rosa Balistreri. Questa mattina è stata avviata una maxi operazione di pulizia per liberarla dai rifiuti e dalla vegetazione spontanea che invadeva le aiuole. A occuparsi della pulizia il personale del servizio paesaggio e verde urbano del comune. Piazza Balistreri, inaugurata 9 mesi fa, era in stato di totale abbandono, suscitando l'indignazione di residenti e turisti. E adesso ci fermiamo, torniamo tra poco per raccontarvi di un'importante protesta del mondo della scuola contro la chiusura degli istituti professionali. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, insegnanti, studenti, sindacati questa mattina hanno manifestato contro la riforma degli istituti tecnici che prevede tra i punti centrali la diminuzione delle ore di formazione didattica. I precari della scuola in coro dicono: per noi ancora meno possibilità di essere assunti. Sentiamo Marco Gullà. Le nostre scuole non sono aziende, la cultura non si vende. Sit-in della FLC CGIL Sicilia oggi a Palermo sotto la sede dell'ufficio scolastico regionale contro la riforma degli istituti tecnici. In sciopero per l'intera giornata il personale del comparto. Lo sciopero è stato indetto per l'assenza di risposte adeguate ai gravi danni che la riforma causa a didattica, condizioni di lavoro e occupazione, dicono i sindacati. È una riforma che mira ad una scuola aziendalista, che mira alla preparazione immediata al mondo del lavoro, tagliando discipline pilastri come la geografia, l'italiano, la prima, la seconda e la terza lingua comunitaria e aumenta invece alcune discipline, però tra l'aumentare e il diminuire le discipline si perdono circa 300 classi. I correttivi su orario e risorse, oltre a essere insufficienti, sostiene la FLC, non costituiscono il ripensamento complessivo necessario. La riforma resta un tassello dello smantellamento della scuola secondaria pubblica. In questi anni non si è mai riusciti ad assumere i precari del concorso 2020 perché c'è stata sempre una contrazione dei posti su geografia, sempre perdenti posti. Noi studenti siamo qui in piazza per affermare che chiediamo uno spazio di confronto, chiediamo uno stop alla riforma e un confronto su di essa reale tra noi studenti e docenti e il Ministro dell'Istruzione e del Merito. Le nostre scuole non sono aziende, la cultura non si vende. David di Donatello con il trionfo siciliano, tra i premiati con la statuetta l'attrice palermitana Aurora Quattrocchi, la regista Margherita Spampinato e lo scenografo di Acireale Andrea Castorina. Giusy Lazzara.
La Sicilia protagonista i David di Donatello, 3 i premiati con la statuetta che celebra il cinema italiano. La miglior attrice protagonista della 71esima edizione è la palermitana Aurora Rori Quattrocchi, 83 anni, per il film Gioia mia. Intensa la sua interpretazione dell'anziana Gela, zia siciliana del piccolo Nico. Sul palco Rori Quattrocchi ha lanciato un messaggio d'amore per il cinema e per le sale cinematografiche. Poi per Palermo ha ricordato Quattrocchi: questo premio non è soltanto un riconoscimento personale, è il tributo a una scuola teatrale irripetibile fatta di artisti popolari e raffinati, di quartieri, dialetto e poesia. La pellicola Gioia mia porta a casa anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia con Margherita Spampinato, nata a Palermo e cresciuta a Roma. Il suo lavoro restituisce l'immagine di una nuova stagione del cinema italiano, aperta a linguaggi innovativi e a giovani autrici che sanno raccontare la contemporaneità con profondità e originalità. Il film ha ricevuto anche una candidatura alla miglior sceneggiatura originale. A salire sul palco lo scenografo di Acireale Andrea Castorina per il film Le città di pianura. Castorina ha detto: il ruolo del cinema deve essere quello di testimone, ma anche di denuncia sulle ingiustizie. E subito dopo questo telegiornale torna il nostro spazio di approfondimento. Nel focus di oggi Eva Spampinato affronterà un viaggio tra sballo, solitudine e rischi mortali. In compagnia del farmacologo, il professore Filippo Drago, si parlerà di chemsex, droghe sintetiche, della pericolosa challenge del paracetamolo. Nuove dipendenze che corrono sui social e colpiscono sempre più giovani. In diretta su Telecolor alle 14.30 e streaming su siciliaweb.it. Potete inviare le vostre domande alla nostra linea WhatsApp 342 74 55 005. Noi ci fermiamo ancora subito dopo il calcio. E siamo al calcio. Catania oggi impegnato in amichevole contro l'Inter Under 23. Naturalmente prosegue in questi giorni il ritiro di Veronello. Sentiamo Marco Carli. Tutto secondo programma, mettere i giocatori nelle condizioni di essere al meglio per i playoff. Ovviamente magari con tempi diversi, soprattutto per acciaccati e reduci da infortuni. Il Catania lavora a Veronello in un centro che, come detto anche da Toscano in conferenza stampa, ha tutti gli strumenti, anche fisioterapici, per garantire di operare al meglio in vista degli spareggi promozione. Monitorati attentamente gli assenti dell'ultima partita: Casasola, Corbari, Donnarumma, Miceli, Rolfini, più Lunetta, uscito anzitempo dal match di Caravaggio con l'Atalanta Under 23, oltre al miglioramento della forma di Cicerelli e Forte, rientrati dopo i rispettivi infortuni. Quello più indietro, l'ha detto anche Toscano in conferenza, è Corbari dopo la lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Per Rolfini si capirà ulteriormente la situazione negli ultimi giorni di ritiro e dopo il test di domenica, che potrebbe essere in famiglia. Ma in generale è l'intera settimana di Veronello che darà tutti i responsi che servono a Toscano, compresi i progressi di Casasola e Donnarumma, determinanti per il gioco degli etnei, che per i playoff vogliono prima di tutto confermare le proprie certezze, cioè quella solidità difensiva che è stata pietra miliare, soprattutto in casa. A proposito di playoff, sorteggiato oggi il primo turno della fase nazionale, con andata e ritorno il 10 e il 13 maggio. Ci sarà il derby Casertana-Salernitana, poi Casarano-Renate, Cittadella-Ravenna, Campobasso Potenza e Pianese-Lecco. Ne uscirà anche la prossima avversaria del Catania, che si conoscerà nel sorteggio del 14. Intanto il test amichevole di oggi con l'Inter Under 23, sotto gli occhi del vicepresidente Grella, già darà indicazioni su come si presenteranno i rossazzurri alla corsa per arrivare in Serie B. Ed è vigilia di campionato per il Palermo, che domani al Penso contro il Venezia, già promosso in Serie A, proverà a chiudere al meglio la regular season. Sentiamo Marco Gullà. Domani calerà il sipario sul campionato di Serie B, ma la stagione non potrà dirsi finita per le squadre impegnate nei play-off e nei play-out. Il Palermo giocherà l'ultima partita a Venezia in trasferta. I lagunari sono già certi della promozione in Serie A e vorranno festeggiare nel proprio stadio il ritorno nella massima serie. I rosanero però dovranno provare a vincere, sì, perché nel caso in cui il Monza dovesse perdere in casa contro l'Empoli, la formazione di Inzaghi raggiungerebbe quota 75, così come i Brianzoli. La terza posizione, in virtù degli
gli scontri diretti sarebbe comunque dei lombardi, ma questo arrivo a pari punti cambierebbe le sorti di un'eventuale finale proprio con i biancorossi. Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, parità di punti, la gara di ritorno prevederà anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore qualora finisse in pareggio. Inzaghi domani proseguirà sulla strada delle rotazioni ragionate sulla scia di quanto fatto contro il Catanzaro. Le scelte definitive arriveranno nelle prossime ore, ma i nodi principali riguardano l'attacco. Poi Giampaolo, finora sempre titolare, potrebbe rifiatare in vista dei playoff. Occhio anche ai diffidati. Magnani, Bani, Beresischi sono a rischio squalifica e un cartellino giallo costerebbe loro la semifinale d'andata. Ed è tutto, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, vi ricordo il prossimo appuntamento con Sicilia 24 alle 19, vi lascio adesso con il nostro Focus curato e condotto da Eva Spampinato. A tutti un buon proseguimento di giornata.